un documento che è un documento unitario a favore della TAV per la provincia di Vicenza. Un documento unitario a favore dell'alta capacità. È la prima volta che i parlamentari, i sindaci, gli imprenditori e le parti sociali firmano insieme una presa di posizione così forte indirizzata al governo per avere il via libera ai lavori sulla tratta di Vicenza. Per la TAV Brescia-Padova risultano infatti finanziati 5 miliardi fino a Verona. Per arrivare a Vicenza servono altri 2 miliardi e 710 milioni di euro, ma finora ci sono soltanto poco più di 980 milioni. Per attraversare Vicenza, poi, mancano ancora 656 milioni di euro, per non parlare della prosecuzione fino a Padova, che non è stata né finanziata né progettata. Chiediamo sostanzialmente che la progettazione prosegua, che questo territorio vuole la TAV per la crescita del territorio dal punto di vista economico e sociale e che è necessario cominciare a prevedere un progetto anche sull'8-3, che è praticamente il Vicenza-Padova, e che ci vogliono le risorse economiche da allocare appunto nel bilancio dello Stato. Oggi è bene ricordare che la TAV non riguarda tanto i treni ad alta velocità che già ci sono, quanto piuttosto il raddoppio dei binari con 2 nuove strade ferrate dedicate ai treni regionali, che potrebbero così offrire un servizio più efficiente ai pendolari, e ai treni merci, perché le aziende possano investire sul trasporto ferroviario alleggerendo le strade e le autostrade dai TIR. È per chi lavora, perché abbia un sistema ferroviario più efficiente, più rapido e sicuramente alternativo alla viabilità su gomma. A conti fatti, da quando il governo darà il via libera all'opera serviranno 6 anni per realizzarla nel tratto vicentino. Se per assurdo si aprissero i cantieri oggi, si finirebbe nel 2025. Insomma, si doveva cominciare ieri, invece non si partirà nemmeno domani. A questo punto non si può più perdere tempo. Il futuro è un treno che non aspetta.